Vaccinazioni anti-Covid, giornata frenetica quella di oggi per l'ULSS 2 dopo che oltre 1 migliaio di insegnanti e personale delle forze dell'ordine che si erano prenotati per la somministrazione hanno rinunciato all'ultimo momento. Un'imprevista defezione di massa determinata dalle notizie dei presunti eventi avversi legati al vaccino AstraZeneca che ha portato alla sospensione precauzionale in tutta Italia di un lotto. Li abbiamo avuti in tutti i centri vaccinali 100-200 persone che hanno disdetto, hanno telefonato, che dopo aver sentito AstraZeneca erano preoccupate. I nostri ovviamente hanno tentato di rassicurarli, però è chiaro che bisogna che metabolizzino che effettivamente il vaccino non crea assolutamente nessun problema e soprattutto il vaccino serve per uscire dalla malattia. Ecco quindi che all'ora di pranzo l'ULSS 2, trovandosi con 1000 dosi su 3600 che rischiavano di andare sprecate, si è vista costretta a convocazioni suppletive d'urgenza. La chiamata, rivolta ad alcune coorti di anziani, anche per l'assenza di preavviso, ha ottenuto un numero limitato di adesioni, per cui attraverso la conferenza dei sindaci con un messaggio inviato a tutti i primi cittadini dei 96 comuni della Marca sono stati convocati prima i dipendenti comunali, poi i giornalisti. Per non sprecare proprio vaccini e risorse umane abbiamo deciso comunque per domenica di ampliare, di chiamare ulteriori categorie e ulteriori persone per avere le sedute piene, vaccinali piene. I posti sono stati rapidamente occupati e di conseguenza le convocazioni per i giornalisti sono state sospese. Coloro che oggi non si sono presentati, determinando l'inconveniente, finiranno in coda. Chi rinuncia ovviamente ad una vaccinazione oggi per n motivi che non siano di salute, perché ha la febbre o perché ha motivi di salute o motivi familiari importanti, ma lo fa solo per lo spauracchio di un vaccino che poi funziona benissimo, allora a questo punto hanno scelto di andare in coda, mi pare la cosa più logica, quindi andranno dopo gli altri. E quella di domani sarà un'altra giornata importante per l'avvio delle vaccinazioni di massa per chi ha meno di 80 anni. Oggi stiamo vaccinando quindi ancora le categorie, buona parte delle categorie, quindi polizia urbana, quindi i vari volontari della protezione civile, e altri militari, polizia di Stato, eccetera. Domani avremo ancora un po' di queste categorie, ma soprattutto le persone di 79 anni. Iniziamo con le persone di 79 anni.